il mio compito è di cercare di dare delle indicazioni su come è stata costruita in Veneto e poi in una grossa parte d'Italia la rete di assistenza per le malattie rare e anche alla fine che cosa è successo nel periodo Covid per questa rete di assistenza. Allora, tutti noi sappiamo che la storia della rete di assistenza delle malattie rare nel nostro paese parte dal 2001 con il DM 279, che indicava di dover costruire una rete di assistenza facendo riferimento ai cosiddetti allora presidi accreditati, cioè ospedali dove le persone con malattie rare potevano andare per avere una diagnosi e solo in conseguenza a questa diagnosi ottenere dei benefici particolari dati dall'esenzione per malattia rara. In Veneto la costruzione della rete di assistenza per il titolo quinto della Costituzione è stata direttamente affidata alle regioni e in Veneto fin dall'inizio abbiamo avuto chiaro alcuni principi che sono stati le linee guida del nostro lavoro fino ad oggi e penso anche nel futuro. Prima di tutto che se lo scopo era quello di creare una rete per la presa in carico delle persone con malattia rara, era necessario che questa rete avesse fin da subito due elementi. Non solo l'elemento dell'ospedale del presidio accreditato, che poi ha preso vari nomi, adesso si chiamano centri di riferimento per malattie rare, ma anche contemporaneamente il collegamento strutturale con tutto il resto del mondo dei servizi sanitari, cioè con le strutture di prossimità, siano esse ospedaliere o distrettuali, vicino a dove abita il malato, e che ci volesse un tessuto connettivo, qualcosa che legasse le attività e i percorsi che venivano fatti, i setting assistenziali così diversi, anche pregnanti di culture assolutamente diverse. E quindi questo sistema unificante non poteva che basarsi sull'utilizzo e la produzione di una informazione comune, cioè di un dossier sanitario comune del paziente che venisse visto da tutti gli operatori professionisti che dovevano fare qualcosa su quel paziente. Non solo, ma che potesse anche guidare le cose da fare, in modo tale che ciò che veniva pensato dal centro di riferimento potesse poi essere attuato nella vita di ogni giorno dei servizi dove il paziente abita. E questo sistema informativo doveva avere delle gambe strutturali e quindi un sistema informatico, e questo sistema informatico già nel 2000, quindi insomma in tempi molto più in là con la tecnologia rispetto all'ovvietà dell'attuale, dovesse essere in linea, cioè in tempo reale, quindi via web, collegando tutti gli attori e facendo in modo che la centralità fosse sull'assistenza al paziente. Quindi il centro è l'assistenza al paziente, l'informazione che viene raccolta è per far fare qualcosa che serve per l'assistenza al paziente e invece dei prodotti secondari dovevano essere fondamentalmente due, cioè il prodotto di tutto ciò che è l'atto amministrativo che non doveva essere caricato nel paziente, nella famiglia, ma venire come output del sistema, e quindi semplificando l'atto amministrativo, e d'altra parte anche la raccolta di dati epidemiologici che non doveva essere ad hoc a posteriori come nei registri tradizionali, ma essere ancora un prodotto di questa collezione di informazione raccolta per fare assistenza, per dare assistenza al malato. E quindi progressivamente si è costruito un sistema di assistenza che è la rete delle reti, cioè è creato da dimensioni di alimenti diversi, ognuno dei quali è una rete che si interseca con le altre. Il primo elemento è appunto il centro di riferimento, che come vedremo è una rete di unità operative, poi il collegamento tra i centri di riferimento, perché una rete non è fatta solo di nodi ma di collegamenti, e la qualità di una rete si gioca proprio nella qualità e quantità dei collegamenti, e quindi la rete dei centri di riferimento, e poi infine fondamentale appunto il collegamento tra queste due anime, tra queste due gambe del sistema, quella dei centri di riferimento e quella delle altri servizi territoriali e ospedalieri. Allora, centri di riferimento, dopo infinite di altre discussioni, non solo a livello
nazionale tra le regioni, ma anche a livello europeo, perché parallelamente è stato fatto un percorso proprio anche europeo. Adesso c'è una condivisione sul fatto che questi centri di riferimento devono essere dedicati a grossi gruppi di patologie e devono essere costituiti da più unità operative che possono coesistere nello stesso ospedale, ma anche essere in ospedali diversi. Unità operative che insieme devono fare che cosa? Fondamentalmente due compiti. Il primo, portare a termine il percorso diagnostico sul malato, che non è solo la diagnosi di malattia e non è nemmeno solo la diagnosi sul genotipo, cioè la diagnosi genetica, ma che deve comprendere come elemento centrale la diagnosi del danno attuale ed evolutivo e quindi della stoffa, diciamo, che c'è ancora nel malato e che ci sarà anche in potenziamento nel malato della famiglia, su cui definire il secondo compito del centro, cioè la definizione del piano di trattamento assistenziale e in un'unica parola di presa in carico del malato, che coinvolgerà il centro, ma coinvolgerà anche gli altri servizi, gli ospedali di prossimità, i distretti fino al domicilio del paziente. E quindi il centro deve essere anche in qualche modo il regista di questa presa in carico, quello che deve valutare se viene fatta o no e che attraverso il sistema informativo avrà sempre il polso di come sta il suo paziente, anche se non ce l'ha lì sotto la sedia, no? E in questo modo i centri sono molto, chiamiamoli cicciotti, cioè ogni centro è fatto da molte unità operative e la stessa unità operativa può partecipare a più centri in una relazione molti a molti, che richiede naturalmente larghi bacini d'utenza, perché per poter esistere centri di questo genere dobbiamo avere larghi bacini, un numero sufficiente di malati. Per le dimensioni molto diverse delle regioni, anche le regioni più grandi possono avere pochi centri, ma quelle più piccole non possono resistere non facendo tutti i centri al loro interno. Ed è da lì che è venuto un accordo progressivo tra più regioni che adesso unisce questa mappa di circa 25 milioni di abitanti, regioni che hanno concordato di intraprendere una strada comune con una filosofia condivisa, con strumenti condivisi, vedremo anche nel contenuto, e con un sistema informativo unico, in modo che la posizione del paziente sia unica e trasparente al di là dei confini regionali. Nel Veneto, quanti sono questi malati rari? Allora, vedete, il sistema ha trattato e tratta circa 50.000 malati rari, di cui la parte maggiore sono veneti, residenti in Veneto e seguiti sia per la diagnosi che la presa in carico dalle strutture venete. Un po' meno di 1 migliaio sono seguiti fuori Veneto, essendo residenti in Veneto, però 7.500 invece sono pazienti che non abitano in Veneto ma che sono seguiti dalle strutture venete. Come vedete, la rete di questi centri riesce a coprire, a mantenere stanziali oltre il 97% dei malati rari veneti. Questo è un risultato veramente eccezionale, perché i malati rari, per varie ragioni, tendono ad avere una mobilità molto alta. Quindi rendere stanziale un paziente vuol dire dare una sufficiente qualità sia nel percorso di presa in carico che prima nel percorso di diagnosi, tale da non portarlo a uscire dalla regione, ad andare da altre parti, che di per sé non sono un elemento negativo, ma diventano un elemento negativo quando la condizione è obbligata per la cattiva qualità e non una scelta individuale e personale. La fuga, vi dico, è molto bassa, il 2,5% per l'intero sistema, tutte le malattie rare, l'attrazione intorno al 17%. Allora, questi centri così cicciotti non sono però delle monadi come delle rocce sospese nell'aria, ma fanno parte di un sistema. Il primo sistema è la rete dei centri. E cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho 2 centri per le stesse malattie rare, o se in questo sistema più grande ne ho 5, 6 e così via, questi centri devono parlarsi, e quindi è un lavoro che è iniziato dal 2002 in poi, per definire i contenuti, le definizioni operative, gli approcci ai problemi, i monitoraggi clinici, i trattamenti essenziali, e questo è fondamentale non solo per una trasparenza delle decisioni, ma anche per la possibilità di spingere verso un'equità
di approccio, cioè a parità di problema io ho parità di soluzioni, evitando l'estemporaneità delle cose, anche lo spreco di risorse pubbliche su trattamenti che diciamo non hanno una base scientifica, invece di orientare le risorse su quello che invece può essere davvero utile al malato. Questa rete dei centri che si è sviluppata nei contenuti ha trovato dal 2015 in un accordo Stato-Regione sulla appunto la teleconsulenza, la telemedicina e la teleconsulenza nel mondo delle malattie rare, accordo che è stato proposto e fortemente voluto proprio dalla conferenza delle regioni, quello che poi possiamo definire la cornice normativa di questo quadro, che è estremamente importante perché riporta la tecnologia non solo a quello che nella telemedicina si fa, cioè che è la risposta a un quesito puntuale, no? Quindi io faccio una prestazione e ti do una risposta, una supervisione, ma è quella invece di aiutare una presa in carico condivisa in modo tale da affrontare quello che è un gravissimo problema, che è la migrazione, appunto, parlavamo prima di stanzialità dei pazienti da regione a regione per motivi sanitari. E questo accordo si riferisce proprio ai centri di riferimento e ha due facce. Una è l'approccio che un centro, l'appoggio che un centro di riferimento può dare a un altro se richiesto, per la definizione di problemi diagnostici o di presa in carico di un paziente senza far molto spostare il paziente. L'altro invece è proprio la connessione di cui dicevo tra il centro e il resto della struttura, che è il punto più critico e strategico anche dell'approccio ai malati rari, ma anche, come diceva chi mi ha preceduto, l'approccio al malato fortemente complesso, no? Che richiede proprio un percorso e diciamo setting assistenziali diversi che in maniera armonica lavorano per gli stessi obiettivi con le stesse intenzioni. Uno sviluppo di queste reti dei centri sono le reti di riferimento europeo, le ERN, che sono nate come reti di assistenza europee, ma poiché l'assistenza sanitaria non è materia trattata direttamente dall'Unione Europea, e si poggiano sulle reti di assistenza nazionali e quindi vale diciamo, l'eguaglianza che tanto meglio e tanto più pronta per le malattie rare la rete di assistenza di una nazione, tanto più funziona bene la ERN a quel livello. Abbiamo detto comunque che anche le reti dei centri da soli, questo ad esempio è il limite delle ERN, non possono essere sufficienti per la presa in carico del malato raro e in tutte le circostanze noi vediamo che il malato va al centro e poi il problema è quando esce dal centro, ma il malato raro non vive nel centro, vive a casa sua e lì deve avere le risposte per i suoi problemi. E quindi strategica è l'ultima rete tra il centro e, ho detto, gli altri. Il collante, ho già detto, è il sistema informativo che poggia su uno strumento che è il sistema informatico e su dei contenuti, quelli che vi ho già detto che sono stati discussi, quindi i protocolli assistenziali, le regole cliniche, le procedure, i percorsi. Allora, lo strumento tecnologico è via web in SPC, cioè pubblica rete sicura pubblica amministrazione, e collega tutti gli attori di tutte quelle regioni, quindi i centri accreditati, gli ospedali, i distretti, le farmacie e così via, fino al territorio e alle unità valutative e le assistenze domiciliari. In questo momento in Italia più di 200.000 malati rari che hanno un po' di più di malattie, perché esiste una associazione di malattie indipendenti, un certo numero di malati rari hanno due malattie che sono indipendenti, non comorbidità tra di loro, e gli user, cioè i professionisti che utilizzano quotidianamente il sistema sono più di 7.000 e più di 1.400 nodi, dove nodo è un ospedale, un distretto, eccetera, sono connessi in tempo reale in un'area che diventa trasparente per la posizione del malato. Allora, questa è l'infrastruttura, ma dentro questa struttura ci sono delle regole, una logica, un procedimento condiviso, dei contenuti condivisi. Il primo contenuto è cosa si deve dare al malato raro, quali sono i trattamenti
cosa è prescrivibile, non solo in base ai LEA nazionali, sappiamo bene che questi non sempre sono adeguati alle esigenze del malato raro, ma in base a una valutazione equilibrata non del singolo, ma del gruppo e dell'evidenza scientifica di ciò che è essenziale e non sostituibile, cioè la definizione di LEA, anche se non è nell'elenco di LEA, perché nel caso del malato raro sappiamo che questo può non essere. Quindi un lavoro dei protocolli che è iniziato nel 2002, che è cresciuto, è coinvolto man mano le altre regioni, quindi quando lo facciamo ci sono tutti questi centri che in base alla loro esperienza definiscono questi trattamenti che devono essere poggiati su evidenze scientifiche e contemporaneamente però guardando i piani assistenziali dell'anno precedente definiscono anche che cosa, che pure è LEA e viene prescritto, potrebbe essere prescritto in modo più economico, oppure quindi usando meglio, oppure con maggiore appropriatezza prescrittiva, perché non è efficace per tutti, eccetera. Quindi è un lavoro che richiama proprio l'etica dell'uso delle risorse comuni, basato sull'appropriatezza prescrittiva, che richiama tutti i clinici dei centri e i servizi farmaceutici delle regioni per definire come si può in qualche modo avere delle risorse risparmiate da investire però nel dare altre cose che sono necessarie per il malato. E questa azione che viene verificata anno per anno nel suo equilibrio economico è fondamentale, perché già adesso nella nostra regione più di un trattamento su 2 che viene dato a tutti i malati rari è dato in extra LEA con questo meccanismo. E quindi ciò vi dice quanto fondamentale è fare questo lavoro che richiama anche l'etica della prescrizione dell'essenziale, dell'utilizzo buono delle risorse, dell'appropriatezza dell'utilizzo di queste risorse. E qui è la dimostrazione anno per anno che il sistema in questa maniera dà molto di più ma mantiene un equilibrio economico, non costa per nulla di più. Il sistema è fatto ai moduli, allora le regioni li attivano. Vi volevo solo fare questo esempio appunto delle prescrizioni del piano di presa in carico. Abbiamo detto il centro che lo fa per tutti, non solo per i farmaci, ma per tutti i trattamenti, attivando di volta in volta i vari servizi che sono chiamati a fare delle cose nel territorio dove il paziente c'è. In base al regolamento e all'organizzazione diversa delle varie regioni, in tempo reale viene allertato chi deve approvvigionare, chi direttamente approvvigiona, chi deve erogare, chi deve somministrare e monitorare anche a livello domiciliare. Riguarda tutti i trattamenti, anche quelli all'estero, come vedete, protesi, ausili, galenici, qualsiasi cosa. Ha queste tre integrazioni in cui le aziende di residenza sono chiamate solo per il livello di integrazione individuale, non per quello che riguarda l'integrazione, e facendo in questa maniera noi dei 200 e passa mila che vi ho detto malati rari abbiamo tutti i piani di presa in carico. E come vedete i piani di presa in carico anche per gruppi di patologie sono pesantissimi, cioè noi abbiamo 20, 30, 40 prescrizioni contemporaneamente nello stesso piano. E quindi quando noi valutiamo l'efficacia globale o anche la sicurezza, non possiamo valutare del singolo trattamento, ma dell'equilibrio che quel trattamento ha in un piano molto più grande, perché è il piano grande che fa il risultato. Noi proprio recentemente abbiamo rivalutato, perché adesso usciranno fortunatamente ulteriori farmaci per la SMA, che è una malattia neuromuscolare molto importante, eccetera, di varie forme, per la quale la forma 1 portava a morte per i primi 2-3 anni di vita, e noi stiamo vedendo che prima del farmaco messo e dopo il farmaco le corti hanno effettivamente delle sopravvivenze significativamente diverse, ma che queste sopravvivenze significativamente diverse e soprattutto la qualità, quindi la performance di queste sopravvivenze è strettamente dipendente non solo dal farmaco nuovo, ma dall'attuazione dell'intero piano di presa in carico, che comprende farmaci sintomatici, comprende dietetici, comprende riabilitazione, comprende protesi ausili, eccetera. Come dire che il risultato
è dato da una complessa e globale presa in carico e non soltanto dal singolo farmaco miracoloso che tutti quanti diciamo in qualche modo rincorrono. Vedete, questi sono i numeri del Veneto, quasi 100.000 piani, insomma una cosa. Definito questo, non è finito il sistema, perché da qui si definisce chi fa cosa, come, quando, e porta il paziente nel luogo giusto, al posto giusto, quando gli serve. Quindi un percorso non è dire ogni 6 mesi si sta così, ogni 8 mesi si sta là, e poi non si sa, uno telefona ai vari CUP, non riesce a avere le cose e magari va a finire a farlo proprio dove non deve andare perché non lo sanno fare. Ma tu in quel momento devi andare lì e chi deve ricevere ha proprio l'agenda con i palati pendenti, sai chi gli deve arrivare, eccetera. Questo è per noi il percorso del malato. In questa realtà, e qui finisco, è arrivato l'onda del Covid e naturalmente anche noi siamo stati spiazzatissimi. E allora molto velocemente che cosa è successo? Prima di tutto noi avevamo esenzioni in scadenza, trattamenti, piani in scadenza, e come vi ho detto i malati rari da noi non hanno né farmaci né niente se non hanno i piani. Ma non potevano andare ai centri per avere il rinnovo del piano perché era tutto bloccato da marzo in poi. E quindi abbiamo recuperato tutti quelli che erano scaduti, stavano scadendo, e con le corse a Siena, ai distretti, alle ASI, eccetera, e ai centri li abbiamo visti, li abbiamo chiamati a distanza, abbiamo fatto in modo, vedete, una prima botta di oltre 1000 proprio nel giro di una settimana, e poi tutti gli altri, in modo che i piani non scadessero, che la continuità assistenziale fosse garantita. E come vedete in questa torta dal blocco, diciamo, rosso, le malattie degli organi ematopoietici sono state tra quelle che hanno avuto necessità di un impegno molto grande per poter avere questo rinnovo veloce senza fare scadere, senza far mancare a nessuno i trattamenti. Poi l'altra cosa grande era che noi avevamo fatto i percorsi per cui il malato andava a prendersi i trattamenti o al distretto o alla farmacia dell'ospedale e così via, il pacchetto di tutte le sue cose. Ma chiaramente con il Covid questo non era più possibile e quindi velocemente bisognava riorganizzare tutti i punti di distribuzione, renderli molto più vicini al domicilio, portare a domicilio il pacchetto, e per questo abbiamo fatto anche delle convenzioni sia con la Croce Rossa che con la Protezione Civile, perché questo avvenisse, naturalmente vedendo quali erano le condizioni di famiglia, di residenza e del malato e anche del piano, della complessità del piano, che rendevano più urgente questa cosa. Poi, man mano che sono passati i giorni e le settimane, sono incominciate le ronde grossissime della non più disponibilità di alcuni prodotti, di alcuni farmaci. Questa non disponibilità non era veneta, era nazionale, anche l'AIFA ci ha dato una mano grossa, ma ci siamo dati una mano anche da soli, soprattutto per tutto ciò che veniva importato, che era molto, come vi ho mostrato già prima. E quindi qui ci sono degli esempi, abbiamo fatto delle reti anche interregionali per produrre gallenicamente alcune sostanze, abbiamo importato in giro per il mondo i farmaci, eccetera, in modo tale da non creare sospensione terapeutica, perché questo era il must. E poi è arrivata la determina AIFA che diceva fate a domicilio somministrazioni di sostitutori enzimatici nelle malattie lisosomiali, anche quelle che non avevano avuto questa possibilità da decreto di messa in commercio in Italia. E quindi ci siamo subito attivati anche per questo, ma ci siamo anche un po' allargati, perché visto che si faceva lo sforzo ci abbiamo messo dentro ad esempio le trasfusioni, ci abbiamo messo dentro altre cose e le abbiamo tutte spostate là dove è possibile al domicilio. Naturalmente anche qui con un lavoro con le aziende, con i distretti eccetera, molto grande. E qui ho finito quasi, volevo mostrarvi come effettivamente, vedete, lo spostamento al domicilio è più di un terzo delle persone e meno di una su 4, il 23%, rimane ancora con trattamenti in ospedale nei centri. Naturalmente bisognava rifare i percorsi e poi è arrivata la fase 2. La fase 2 è stata il recupero del pregresso, quindi
reti di recupero, eccetera, e attivazione di percorsi nuovi, perché questa esperienza ci ha detto che dobbiamo spingere, attivando quel famoso accordo Stato-Regione di cui vi ho parlato, e quindi percorsi di telemedicina con la tariffazione. E lo spostamento della telemedicina sta continuando anche adesso ed è arrivato la seconda ondata del Covid. E qui il problema è che non ci sono più risorse, perché tutte le risorse, soprattutto nel territorio, vengono assunte per i tamponi, per quelli che sappiamo il Covid. E le risorse per i cronici e le risorse per questi pazienti particolarmente fragili e vulnerabili sembrano dileguarsi improvvisamente. E naturalmente questo è anche nell'helpline, e chiudo con questa diapositiva. Cioè sta tornando la notte e diventa il buio della notte. Il buio della notte nasconde le cose che ci sono, il paese, le case ci sono, ma non si vedono perché c'è il buio della notte. Sta a noi a usare la luce della luna, che è quella della programmazione, del pensiero, della ragione, per cercare di capire cosa c'è dietro il buio e dare ancora risposta a quello che c'è al buio. Ricordiamoci che non c'è solo il Covid.